Niente addizionale IRPEF nel 2018 per la realizzazione della pedemontana veneta. L'annuncio del governatore Luca Zaia spazza via i timori degli ultimi 2 mesi dopo che l'introduzione della nuova tassa era stata prospettata dallo stesso Zaia al Consiglio regionale che l'aveva autorizzata con un voto. Ma non si tratta in alcun modo di una marcia indietro, puntualizza il Presidente. Lo può dire solo un lazzarone che ho fatto marcia indietro, vi spiego anche perché. Perché basterebbe leggere il provvedimento, la delibera fatta mesi fa, a marzo, nella quale c'è scritto chiaramente che la tassa è precauzionale ed era non un'applicazione di tassa ma una autorizzazione. E c'è anche di più, nel mutuo c'è scritto più volte prudenziale, il termine prudenziale, e ho anche detto nel presentare questo provvedimento in Consiglio, attenzione che fino al 31 dicembre può accadere di tutto rispetto a questo tema, ed è accaduto di tutto. In mattinata l'approvazione da parte della Giunta regionale dell'accordo coi costruttori, arrivato al termine di una lunga e complessa trattativa che a marzo era ancora in corso. L'addizionale sarebbe servita a coprire il mutuo di 300 milioni di euro per sbloccare i cantieri. Nel nuovo accordo questo finanziamento è stato diviso in 2 tranche, 140 milioni nel 2018 e 160 l'anno successivo. Una spesa sostenibile nel bilancio annuale della Regione senza la necessità di introdurre la nuova tassa. Questa soluzione, sostiene Zaia, recepisce anche tutte le istanze sollevate dalla Corte dei Conti. La Corte dei Conti sta interloquendo, non può aver bocciato un contratto che non esiste, esiste da oggi, per cui pensare di dire che la Corte dei Conti ha bocciato sono sempre i soliti noti che diffondono queste informazioni. Noi abbiamo un buon rapporto con la Corte dei Conti, prova ne sia che abbiamo approvato lo schema di contratto e prima di andare davanti al notaio a firmarlo abbiamo voluto inviarlo alla Corte dei Conti in maniera tale che con tranquillità se lo veda assieme all'ANAC, perché non abbiamo nulla da nascondere. Corte dei Conti e ANAC avranno alcune settimane di tempo per esaminare l'accordo prima che venga firmato dai costruttori e dal dirigente competente della Regione Veneto. Se si firma nei tempi che ci siamo dati prima dell'estate, in 3 anni l'opera è conclusa.